Questa notte è stato approvato il decreto mille proroghe, un emendamento proposto dal Partito Democratico che poi ha avuto il sostegno di tutte le forze politiche, volto a trovare una soluzione affinché il passaggio digitale non penalizzi le TV locali. Mi pare un emendamento molto giusto che continueremo a seguire nei prossimi giorni. Tutti i gruppi parlamentari hanno accolto e votato l'emendamento al decreto mille proroghe presentato dal Partito Democratico per salvaguardare le televisioni locali, che spiega il segretario veneto del PD Martella non possono essere penalizzate dal passaggio al digitale. Verrà istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con l'Agcom, un tavolo tecnico che avrà il compito di studiare le procedure e gli aspetti tecnici affinché le TV locali con il cosiddetto switch off non abbiano una penalizzazione e possano essere viste da tutti quanti i veneti. È una scelta credo molto importante. Il legislatore, cioè il Parlamento, ha fatto la propria parte, adesso il Ministero deve proseguire per realizzare fino in fondo l'obiettivo. La palla passa dunque nelle mani del Ministero, che avrà la possibilità di rivedere il progetto di rete degli operatori assegnatari. Credo abbiamo fatto bene, perché le TV locali sono molto importanti per il servizio che forniscono ai cittadini veneti e lo sono anche per il pluralismo dell'informazione che per quanto mi riguarda è un caposaldo della nostra democrazia che va sempre tutelato, così come va tutelato anche il lavoro di migliaia di operatori, giornalisti, persone che vivono nel mondo delle TV locali e che devono poter continuare a farlo lavorando seriamente come fanno.